L'Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di Roma ha nominato il dirigente superiore della Polizia di Stato, il dottor Stanislao Caruso, questore della provincia di Frosinone e nella mattinata di lunedì 1 settembre ha assunto l'incarico. La cerimonia di insediamento ha avuto inizio con la deposizione della corona in ricordo dei caduti della Polizia di Stato, alla presenza del vicequestore vicario, il dottor Raffaele Attanasi, dei funzionari e responsabili degli uffici di polizia e di una rappresentanza dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. La cerimonia di benedizione è stata officiata da Don Mauro Colasanti, assistente spirituale per la provincia, mentre le note del silenzio sono state affidate a Simone Zomparelli, nipote di un ex poliziotto. A seguire si è tenuto un incontro con i rappresentanti della stampa locale, nel corso del quale il dottor Caruso ha assicurato il massimo impegno per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e con le organizzazioni sindacali, con le quali condividere un percorso costruttivo e di confronto, chiedendo anche la collaborazione dei cittadini per essere aiutati ad aiutarli. Io ringrazio, come ho detto prima in conferenza, il capo della polizia per la fiducia e quindi sono onorato di essere stato nominato questore alla provincia di Frosinone, terra ricca di storia, cultura, come ho ribadito anche prima, e cercheremo di fare bene. Credo molto nella cooperazione istituzionale, faremo rete, faremo squadra con le altre forze di polizia, competenza generale sotto la direttiva del prefetto per quanto riguarda l'ordine pubblico e la Procura della Repubblica per gli altri aspetti repressivi. Una provincia diciamo complessa che merita l'attenzione del caso e che insomma cercheremo di assicurare un servizio importante. Intanto impareremo a conoscere le criticità del territorio e sulle zone che meritano particolare attenzione sarà sicuramente dedicata, saranno adottati insomma nei confronti di queste zone specifici meccanismi diversificati, voglio dire, per diciamo contrastare le esigenze. Ai cittadini, oltre a rivolgere un saluto diciamo caloroso, direi di non abbiate paura di rivolgervi alle istituzioni, denunciate fatti di reato, aiutateci ad aiutarvi.